Sull'atteggiamento che i nuoresi e le istituzioni della città hanno nei riguardi della memoria dei concittadini illustri, interviene con una nota Gianfranco Seddone, direttore regionale di Confimprenditori Sardegna, che invita tutti ad una maggiore attenzione verso chi con le sue azioni e opere ha dato lustro a quella che un tempo veniva definita la Tene sarda. Personalmente non so se sia Nuoro a essere ingrata con i suoi concittadini più illustri e che hanno dato tanto alla nostra città, o se sia il carattere particolare dei nuoresi che li fa sembrare spesso burberi, astiosi, invidiosi o menefreghisti, sottolinea Seddone. Non ho mai compreso da cosa derivi il bisogno di boicottare qualsiasi iniziativa politica, culturale o artistica, a prescindere dalle ragioni più o meno giuste, continua il direttore di Confimprenditori. La storia di Nuoro è piena di personaggi che hanno dato lustro e amore a questa città, che non sono stati celebrati in vita e addirittura non ricordati dopo la loro morte. Per questo, secondo Seddone, per tanti nuoresi illustri vale il motto latino Nemo profeta in patria. È sconcertante come una città definita la Tene sarda, quale Nuoro, possa essere ingrata verso un suo concittadino o cittadina, continua la nota del direttore Seddone. Da qui l'invito ai nuoresi ad essere moralmente uniti nel riconoscere a questi grandi concittadini il percorso di vita di chi ha cercato di apportare miglioramenti alla società, alla cultura, a chi ha messo faccia, voce e coraggio nei propri scritti, libri, articoli, ma anche nelle opere di pittura e scultura.